In un comunicato stampa l'associazione B&B di Agrigento lancia un'accorata protesta. L'ABBA Agrigento mai stata così sporca, i turisti ci segnalano una dannosa assenza di ogni forma di civile accoglienza. Secondo le immagini che vedete, la situazione è insostenibile, ne va della vivibilità della città e anche della nostra dignità professionale. Una città per l'ABBA che attrae masse di visitatori e può legittimamente aspirare a essere una delle capitali culturali d'Italia, non può presentarsi in modo così indecoroso ai sempre più numerosi ospiti che in questo momento affollano le nostre strade. E quando dichiara Leonardo Urso, presidente dell'associazione B&B di Agrigento, meglio conosciuta come ABBA, stressato dalle quotidiane e numerose segnalazioni negative che i turisti fanno ai gestori dei B&B, sacchetti di spazzatura, cumuli di rifiuti di ogni genere, la scerbatura avviene solo in particolari zone della città, lasciandone altre in totale abbandono e qualche topo che gira indisturbato. Insomma, per l'ABBA è una situazione ai limiti della vivibilità e quel che è più grave è che ciò avviene proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico. A cosa servono gli investimenti personali fatti da noi operatori, continua Urso, se poi il comune ci lascia in questo stato di degrado? I turisti raccontano nelle loro recensioni visibili al mondo intero la loro permanenza in un Agrigento e San Leone invasa dai rifiuti e purtroppo c'è anche chi la mette a confronto con le altre città. Una città, continua l'ABBA, per nulla spazzata da cicche di sigarette, erbacce, carta, sacchetti di spazzatura, cumuli di rifiuti di ogni genere. A questo punto noi operatori turistici chiediamo all'assessore alla nettezza urbana Trupia e al sindaco Miccichè, primo responsabile dell'immagine della nostra città, interesse ai turisti, decidono di non ritornare più ad Agrigento dopo quello che hanno trovato quest'anno nella nostra Agrigento.